Ololai ha 1700 abitanti, 42.000 pecore e solo 120 giovani fra i 16 e i 24 anni. È il paese della strage della notte di San Silvestro. Moglie e marito furono uccisi col nipotino di 10 anni ed è una strage di cui ancora non si sa una spiegazione. La maggior parte dei giovani di Ololai lavora a Nuoro, ma 70 di loro fanno i pastori. Antonio, scusa, quanti anni hai? 17. E che fai? Il pastore. E la tua famiglia? Parlami della tua famiglia. In quanti siete in casa? In sì. E i tuoi fratelli che fanno? Uno impara muratore, l'altro pastore. Gli altri vanno a scuola. Ma le pecore sono tue? No, sono servo io. Cosa sei? Servo. Che vuol dire? All'indipendenza di un padrone. E quanto guadagni? È poco. Cioè? 15 pecore all'anno. Si dice che voi pastori incontriate qualche persona che la polizia ricerca. No. Non incontrate mai No. nessuno? Non sai nulla del delitto che è successo a Ololai? No. Non ne hai mai sentito parlare? No. Non sai nulla di questo delitto? Non lo so. Salvatore, quanti anni hai? 18. E che mestiere fai? Pastore. Non sai nulla del delitto che è successo la notte dell'ultimo dell'anno? Non dico. Cosa dici? Non lo so. I carabinieri stanotte hanno interrogato molti pastori. Non Che so ne sa niente. lei? Io non so niente. Lei non ha sentito parlare di queste ricerche che i carabinieri stanno facendo? Sì, che i carabinieri stanno cercando, sì che l'ho sentito. E del delitto che cosa sa? Niente. Stamani, venendo qui a Ololai, abbiamo incontrato 3 giovani pastori e li abbiamo interrogati sul fatto di sangue che è accaduto la notte dell'ultimo dell'anno. Ora, questi pastori hanno detto di non sapere assolutamente nulla, hanno detto anche di ignorare addirittura che il fatto sia realmente accaduto. Ora noi ci domandiamo perché i giovani di questo paese hanno paura di parlare. Dunque, io credo che il giovane sardo abbia paura di parlare per 2 punti principali. Anzitutto perché per l'istruzione, perché non ha un'istruzione adeguata che gli abbia permesso di mettersi a contatto col mondo esterno, con tutto ciò che gli accade intorno. È radicato alle tradizioni, quasi che denunciare un fatto, denunciare un individuo, anche se colpevole, sia un atto di viltà. Io non sono sardo vero e proprio, insegno qua in questo paese e da 2 anni che sono qua e ho seguito molto da vicino i ragazzi perché sono giovane come loro. E per me sono degli adolescenti normali, dei bravissimi ragazzi, generosi, diligenti nello studio. Io chiedo agli altri amici sardi qua, perché domani diventeranno dei banditi possibilmente così crudeli? Ci deve essere qualche motivo che al di fuori della loro natura, ci deve essere qualche cosa che li spinge e li trasforma in questa maniera così terribile. Per me non c'è un motivo insito nella natura del sardo, bensì c'è un fattore ambientale, a mio modo di vedere. E a mio modo di vedere anche la rottura di questo ambiente, la rottura dell'isolamento che c'è, può avvenire soltanto da una reazione interna dall'ambiente, non qualcosa che venga dall'esterno. Certamente non gioveranno i reparti di polizia o d'altro, questo no. Si tratta semplicemente di persuadere, convincere, dimostrare, non di obbligare ed imporre. E quindi, a mio modo di vedere, si tratta di persuadere questi pastori a che cosa? Capire che si devono organizzare in cooperative, mutuo bestiame, compagnie baracellari, in modo che ci sia interresponsabilità fra i pastori. Quando un pastore sta tutelando se stesso, deve capire che sta tutelando gli altri. Perché non si cambia qua? Perché non hanno voluto mai affrontare i problemi di fondo. I giornali vengono qua quando succedono le azioni delittuose, la televisione lo stesso. Noi vogliamo lavoro, vogliamo scuole, vogliamo ospedali, vogliamo sale cinematografiche e non vogliamo manette. Il microfono. Prima. Comunque Sì, l'italiano lo so benissimo. molto bene. No, non ti preoccupare, di pure. Siccome, come eravate dicendo per questo di Ololai, se io lo vedo uno che uccide 3 persone, 1, 2, 3 persone, come posso dire io ho visto questo uccidendo a questo? Se questo non lo arrestano subito, lui certamente viene a ammazzare me. Ma perché deve succedere questo? Perché si ammazza per una ragione che... per un dispetto, qualcuno che parla male, non so, qualcuno che mi ruba un gregge di bestiame. Ma perché non reagite a questa situazione? Perché si deve ammazzare solo perché ti ha rubato il bestiame o perché tu hai visto ammazzare? Con la denunzia i carabinieri non fanno nulla, non ricercano nulla.
Per porta ognuno si deve arrangiare per conto suo. Come ti chiami? Nulla, nulla spiega. E che cosa fai? Pastore. Ecco, se uno di voi assistesse a un fatto di sangue, come si comporterebbe? Come lui oppure in un altro modo? Diversamente. Si starebbe zitto, guardi. Per forza si sta zitto. La polizia non può risolvere tutti i problemi, almeno questi problemi che appunto degli omicidi o dei rapimenti, dei ricatti o delle rapine, eccetera. Ma occorre anzitutto, diciamo, che sia l'individuo anzitutto a ribellarsi, cioè a cercare la giustizia nella giustizia dello Stato, non a farsi giustizia individualmente. I carabinieri non possono fare giustizia da sé. Ci deve essere a un certo punto l'apporto dell'individuo, perché la giustizia sia fatta nel vero senso della parola. Non attraverso quella giustizia che noi reputiamo giustizia, almeno nella nostra terra. Quindi bisognerebbe far capire ai pastori che la giustizia esiste, bisognerebbe cioè convincerli e portarli ad aver fiducia nella legge. Però logicamente per poter convincere questi pastori di questa posizione bisognerebbe istruire, bisognerebbe che ci fossero più scuole, meno analfabeti, insomma mi sono spiegata, più scuola, più lavoro e più istruzione. Ecco, ma per quanto riguarda l'omertà, perché in Sardegna non si parla? Perché in Sardegna non si parla proprio perché si ha paura, perché forse non sono abbastanza protetti. Evidentemente se si avesse una polizia locale, io penso sarebbe molto meglio, perché i carabinieri o i poliziotti che vengono da fuori non conoscono il nostro paese, non conoscono le nostre montagne. È inutile che vadano a cercare un carabiniere nelle montagne, nel Gennargentu, perché non le conoscono. Si potrebbe nascondere in un qualsiasi posto, non lo troverebbero mai. Perché noi non parla? Eppure un mese fa circa abbiamo ucciso lo zio. A chi hanno ucciso lo zio un mese fa? A questo signore qui. Ecco, perché lei no? Perché non posso parlare. Perché non può parlare? Perché non voglio. È vero che le hanno ucciso lo zio un mese fa? Mi scusi, non è inutile che mi riprendiate perché non... Perché non parla? Dire almeno perché non sa. Non posso. È meglio non parlo. Insomma, fra tutta la gente del paese vige il silenzio soltanto perché si ha paura. Ecco, si ha paura di essere uccisi a loro volta, perché chiunque, anche una parola può essere fatale. E nessuno direbbe, ho visto uccidere quello, soltanto per quello. Io, se mi trovassi in una simile occasione, forse parlerei, soltanto perché riterrei la mia vita un mezzo di salvezza per gli altri, soltanto per questo. Ma trovandomi in una simile occasione, poi non so, potrei comportarmi anche diversamente. Io vorrei dire questo, che trovandomi ad assistere a un fatto delittuoso, se mi trovassi a Cagliari oppure a Torino, a Roma, in una grande città, denuncerei senz'altro il delitto, il colpevole, ma mettendomi al posto del pastore che vive isolato nella campagna, non so se sarei disposto a sacrificare la mia vita per la vita degli altri. Sarei un eroe, ma non tutti possono essere degli eroi. E lei? Anche io non sono un eroe, non parlerei. Lei non parlerebbe? No. Ci terrei all'appello. E lei? Io non parlerei perché in un certo senso lo ritengo anche inutile. Inutile, non mi danno neanche il tempo materiale di fare qualcosa, mi danno solo il tempo di morire. Perché non faccio in tempo ad uscire dal commissariato e subito mi fanno fuori. Anche i muri parlano. Quindi è inutile. C'era quel vostro amico, quale è stato ucciso lo zio un mese fa, che se n'è andato. Perché non parlava? Perché ha ragione di non parlare. Per lui anche una parola può essere fatale. Per concludere sull'omertà, devo dire che questa è una conseguenza di una certa situazione ambientale. Non è un arbitrio o un'invenzione che deriva da noi. E noi giovani sentiamo il bisogno, il dovere anzi, di doverci impegnare per superare le condizioni che determinano l'omertà, ossia condizioni di insicurezza e di arretratezza economica e sociale. Ma deve parlare. Ma sì, io devo parlare. Ma è pronto lui a solvere, viene a darmi una pacca sulla spalla a dire bravo, hai fatto il tuo dovere. Dopo che io ho incolpato un suo cugino, un suo fratello. E a un certo momento io non so, qui ad Ololà è successa una strage, possiamo dirlo, una strage. Fra cui, non so, fra questi lolaesi, fra i miei paesani lolaesi, c'è uno che l'ha fatto e uno che l'ha visto. Però a un certo momento io non posso andare alzato lui, perché incolpando lui, incolpo non so una generazione. E se mette lei nei miei panni a un certo momento, come deve fare? Come faccio io qui a vivere ad Ololai? Io volevo dire che l'omertà non la vinceremo mai nella situazione in cui ci troviamo. Bisogna cambiare. Noi giovani dobbiamo fare un segno di protesta che qui ci devono dare più istruzione da piccoli, non cambiare immediatamente, è impossibile.
Sì, ma Cioè, scusa. Cioè, io sono in dare colpo, una maggiore in colpo istruzione ai piccoli. Ma io sono Così- in colpo tuo fratello, tu sei pronto a dire bravo, hai fatto il tuo dovere. Io perché sono onesto, non Ma forse a te no. tuo fratello ha assassinato perché ha subito un altro torto. E tu sei pronto a perdonare e dire bravo, hai fatto Sì, il tuo dovere. io sei un perché sono libero onesto lo faccio, ma sì, in lasciamo maggioranza andare, qui in Sardegna non ti perdona. ecco, vedi. Quindi l'omertà è impossibile nella situazione in cui ci troviamo adesso vincerla. È impossibilissimo, perché la situazione è troppo critica qui in Sardegna. Siamo troppo ignoranti, ecco, per capire certe cose. Dunque, la domanda posta poco fa, se io vedendo un omicidio parlerei, io decisamente parlerei. Prima di tutto, voi mi considerate un'eroina? No, tutt'altro che un'eroina. Vorrei dare un esempio a tutti gli altri, perché ho fiducia, ho speranza nell'avvenire. Non di una rinascita solo materiale, ma di una rinascita spirituale per la Sardegna, in tutti i sardi. E non solo io, ma tutti i giovani dovreste muovervi. Nel mese di dicembre, quanti omicidi sono stati? 11. Io invece morirei da sola, ma chissà, forse anche gli altri mi seguirebbero. E seguirebbero il mio esempio. Quindi tutti i giovani ci siamo ribellati, tutti i giovani ci ribelliamo ai nostri genitori. Quindi perché non ribellarci anche in questo? Dobbiamo sentire uno spirito, non lo so, nuovo in noi, una speranza. Non lo so, in una città migliore, perché la Sardegna sia cambiata, diversa, insomma. Sono pienamente d'accordo su ciò che ha detto Maria e anch'io forse con moltissimo coraggio di fronte a un omicidio parlerei. Perché parlare vuol dire soprattutto avere coraggio, avere speranza, moltissima speranza, non solo, soprattutto nella giustizia. Vorrebbe dire anche andare contro quei concetti di farsi giustizia da sé, ai quali credono soprattutto i pastori delle nostre zone. E io vorrei dire a tutti i giovani sardi e italiani che noi siamo dei giovani onesti, non siamo delinquenti né banditi. Vogliamo smettere di parlare di omertà e di banditismo. Noi vogliamo che nei nostri paesi si istituiscano dei club, dei circoli culturali. Questo è stato già fatto per nostra iniziativa, con la nostra volontà. Ma vorremmo che anche i grandi, coloro che sono al comando, ci aiutino e vengano incontro alle nostre esigenze di giovani, moderni e attuali. Ora io vorrei sapere in concreto, da voi giovani di Olollai, che cosa proponete per superare l'omertà e per aprire una collaborazione con i pastori? Proponiamo l'istituzione della compagnia Barracellari e delle multa bestiame. Queste sono delle istituzioni che riescono a suscitare nei nostri pastori la solidarietà fra di loro. Ossia, se a me rubano del bestiame non sono direttamente io il colpito, bensì fa sentire che questo si compie a danno di tutti quanti. C'è qualche altro che vuol dire qualcosa? Prego. Io vorrei leggere una poesia composta da noi giovani d'Olollai che abbiamo pubblicato sul nostro giornalino locale. Prego. C'è ancora chi ci chiama un popolo di banditi. I rotocalchi parlano di noi quando a Orgosolo uccidono qualcuno. No, non parlano del pastore che munge per il padrone della tanca, che munge per il padrone del formaggio. No, non parlano del contadino che striscia come un lombrico. No, non parlano del minatore, del suo polmone che si consuma come il ferro della perforatrice. No, non parlano del ragazzo che non va a scuola, che va dietro a una capra. No, non parlano, non possono parlare, i padroni non vogliono. Occhi di carbone, orecchi di caverna, cuore di sasso, e scrivono solo banditi e banditi e banditi.